Sono molto contenta di aver trovato il gol anche in campionato, è sempre bello segnare e sono contenta comunque che abbiamo portato a casa i 3 punti perché è stata una partita difficile, su un campo difficile e quindi sono contenta. È stato difficile perché soprattutto il primo tempo, che eravamo a favore di vento, era difficile proprio leggere le traiettorie della palla e la palla si velocizzava molto, quindi è stato abbastanza difficile. Poi ci siamo un attimo adattati e il secondo tempo comunque siamo uscite fuori meglio. A Milano si va con la testa con la quale andiamo in tutte le partite, ovvero quella vincente, quella che ci porta a giocare come sappiamo e perché solo così riusciamo ad esprimere il nostro calcio e a vincere. E hai una dedica per il tuo gol? Sì, qualche giorno fa è stato il compleanno di mio papà, quindi glielo dedico a lui. Le ragazze sono state molto brave ad adattarsi subito al tipo di partita, soprattutto anche al tempo perché c'era molto vento e pioggia e quindi sapevamo che era una partita difficile e sono state brave nell'interpretazione all'inizio, poi siamo andati sotto, sono state molto brave nel recuperare il risultato e poi ribaltarlo. E questa è una vittoria di squadra, avevo chiesto a loro di giocare da squadra perché non era facile su un campo come questo e loro lo hanno fatto. Direi che tanto di cappello a loro e grandi complimenti soprattutto chi ha giocato ma anche chi era in panchina che ha incitato le ragazze dal primo all'ultimo e chi è subentrato seppur anche per pochi minuti ha fatto la differenza. Sì, l'importante era quella partita qua, poi abbiamo questa possibilità di andare a giocarci questa partita per cercare di fare bene. Una partita simile l'abbiamo già disputata a Torino con la Juve, avevamo retto bene per un'ora, dobbiamo essere brave ad essere mature, dobbiamo essere brave ad adattarci bene alla partita e la dimostrazione della partita di oggi fa ben sperare. Noi non abbiamo niente da perdere, cercheremo di andare a giocare la partita con serenità, ma prima lavoriamo bene in settimana con grande entusiasmo perché dopo una vittoria del genere sicuramente ci farà crescere l'autostima e questi 22 punti non sono fatti a caso, ma sono 22 punti di grande sacrificio, grande lavoro fatto da parte nostra, dello staff, ma soprattutto da queste ragazze e anche della società, perché no? Perché ci mette a disposizione tutto e quindi questo è un vantaggio per noi.